Grazie. Allora, buonasera di nuovo a tutti. Come diciamo è stato detto, io sono Paolo Grilli, sono il presidente della cooperativa Montagna Servizi, che è una struttura che è stata creata dai gruppi regionali del CAI, tra cui anche ovviamente il gruppo regionale Veneto, che è uno dei soci fondatori. Inizialmente i gruppi regionali aderenti erano 12, oggi sono 18 e speriamo che presto aderiscano anche gli altri pochi gruppi mancanti. È una struttura che è nata nel 2021 con l'obiettivo di creare un gruppo di professionisti che potesse supportare in qualche modo l'attività dei gruppi regionali e delle sezioni e del CAI centrale su attività di consulenza da un lato, di segreteria dall'altro. Queste sono le principali funzioni. L'esigenza derivava dal fatto di riuscire a dare risposte tempestive e diciamo qualitativamente adeguate a tutta una serie di questioni che quotidianamente vengono fuori nella gestione sia delle realtà territoriali del CAI, le sezioni, i gruppi regionali, e sia anche della sede centrale, che ha altro genere di problemi legati alla sua natura di ente pubblico e quindi alle limitazioni che questo comporta, soprattutto in termini di adeguamento dell'organico alle crescenti esigenze della nostra associazione e anche rispetto alla individuazione di professionalità specifiche con competenze specifiche su nuovi servizi e sempre diciamo con necessità di fare un aggiornamento costante delle capacità di informare e formare i soggetti che hanno in qualche maniera a che fare con l'attività della nostra associazione. Nata nel 2021, ha di fatto iniziato a operare nel 2022. Inizialmente ha diciamo, cominciato fornendo servizi al CAI centrale in relazione alla gestione del magazzino e di qualche altro servizio interno e contemporaneamente ha iniziato l'attività di consulenza alle sezioni in una prima fase centrata esclusivamente sugli adempimenti necessari per diventare enti del terzo settore e quindi conseguentemente iscriversi al RUNS. Questa è diciamo, la fase iniziale. Poi successivamente si sono un po' diciamo, allargate le attività sia in relazione a servizi fatti ad alcuni gruppi regionali in materia di sostegno da un punto di vista amministrativo e rendicontazione di progetti regionali o in alcuni casi anche progetti su bandi europei. Dall'altro si è estesa l'attività fatta a favore del CAI centrale ad altre funzioni, in particolare alle segreterie degli organi tecnici centrali e dei gruppi di lavoro del CAI centrale. E questo anche relativamente a una serie di attività di tipo consulenziale che venivano anche già svolte da altri soggetti a favore del CAI e che poi sono state ricondotte all'interno dell'attività della cooperativa Montagna Servizi. In particolare mi riferisco alla consulenza assicurativa e anche alla segreteria di alcune commissioni tipo le scuole che insomma già godevano di un servizio di segreteria. Anche questo è stato riportato all'interno dell'attività della cooperativa, mentre sono stati aggiunti servizi che prima non esistevano, sempre di segreteria, a favore di tutte le commissioni centrali, gli organi tecnici centrali del CAI. A questo poi si sono aggiunte un'altra serie di servizi minori che andiamo facendo nel corso dell'anno secondo le esigenze
che vengono di volta in volta manifestate. Il servizio fatto alle sezioni però diciamo è quello che da un punto di vista numerico è in termini di diciamo, servizi offerti, rapporti con le sezioni, è quello che è stato numericamente più impegnativo per la nostra attività. E questo ci fa anche piacere perché era il primo obiettivo per cui la cooperativa era nata, quello di cercare di supportare le sezioni. La cooperativa è quindi una società che è amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto da me e da il vostro conterraneo Umberto Martini, past president del CAI, e da Eugenio Zamperone, che è un consigliere centrale di area piemontese. Noi tre ovviamente siamo come tutti i soci CAI che partecipano all'attività, anche se in questo caso è un'attività di tipo imprenditoriale, sia pure no profit, noi siamo soci volontari. Invece gli operatori della cooperativa, che sono oggi 3 dipendenti e 6 collaboratori esterni, sono professionisti che fanno per mestiere questo tipo di attività di consulenza. Questo un po' per inquadrare che cos'è Montagna Servizi. Per quanto riguarda il discorso invece di come usufruire dei servizi di montagna, diciamo, che noi offriamo, diciamo c'è stata un'evoluzione rispetto alla fase iniziale in cui alle sezioni, ripeto, avevamo iniziato a fare consulenza esclusivamente per quello che riguardava l'adeguamento alle norme del terzo settore. Questo servizio ha avuto un grande successo perché abbiamo assistito tante sezioni, siamo abbondantemente sopra alle 200 sezioni assistite ed è un'attività che continua anche adesso, anzi negli ultimi tempi si è ulteriormente incrementata perché ci sono più sezioni che stanno prendendo in considerazione questa opportunità. Nel frattempo però nel 2023 questo tipo di servizio è stato reso in convenzione con i gruppi regionali, quindi non più su mandato diretto della sede centrale, ma in convenzione con i gruppi regionali che hanno potuto utilizzare a questo scopo dei fondi specifici messi a disposizione dal CAI centrale nell'ambito dei trasferimenti ai gruppi regionali. E i nostri servizi si sono allargati anche alla consulenza di tipo generale amministrativo contabile e a quella diciamo così anche più ampia che vorremmo proporre per il 2024, aggiungendo a questo tipo di assistenza anche quella legale e ci stiamo organizzando, spero che riusciremo a partire anche questo per il 2024, anche per l'assistenza relativamente alla partecipazione a bandi o anche nelle relative attività di rendicontazione e amministrazione dei progetti. Questo diciamo sono un po' i servizi che in questo momento offriamo. L'accesso a questi servizi ha un canale privilegiato, quello che noi chiediamo di utilizzare perché è quello più efficace da tutti i punti di vista, ci consente di gestire meglio i rapporti, è quello delle mail, per cui diciamo, l'accesso si fa inviando una mail in cui si chiede un certo tipo di informazione o di servizio a info@montagnaservizi.com e poi si viene ricontattati o tramite mail o se necessario fissando un appuntamento da remoto in videoconferenza. Questi servizi diciamo che di cui ho parlato, che poi adesso cercherò di spiegarmi anche meglio, sono per le sezioni gratuiti perché sono all'interno di, ripeto, convenzioni e hanno fondamentalmente il livello iniziale, che è quello della consulenza di base, sia in termini di accesso al terzo settore. E in che cosa consiste questo servizio di base? Consiste nel fatto che la sezione che
si pone il problema di cosa fare o ancora prima se aderire al terzo settore, ci contatta e viene fatta una sessione in videoconferenza in cui cerchiamo di capire dalle informazioni che ci vengono date se appunto quella sezione ha un vantaggio, se è utile che aderisca alla normativa del terzo settore, oppure quali possono essere le criticità per cui magari non conviene. Oggi diciamo che situazioni al terzo settore sono abbastanza, però ci possono essere delle situazioni estreme di sezioni molto piccole che non hanno convenienza o addirittura possono avere problemi facendo questo tipo di passaggio. Quindi la prima sessione di consulenza per quanto riguarda questo aspetto serve a determinare se c'è una convenienza e quali sono i vantaggi e gli svantaggi, in modo che la sessione possa avere gli elementi per decidere se aderire alla nuova normativa sul terzo settore. Poi c'è il discorso che nel momento in cui si decide di voler andare avanti, ovviamente viene prestata l'assistenza relativa alle eventuali modifiche statutarie necessarie, quindi suggerendo quelle opportune o necessarie per poter accedere al terzo settore, e anche il percorso diciamo così burocratico necessario per fare le modifiche, eventuali contatti con il notaio che dovrà eventualmente fare l'atto e anche tutto quello che sono gli adempimenti necessari per l'eventuale acquisizione in sede di iscrizione a RUNS della personalità giuridica, che è una delle motivazioni principali per l'adesione appunto alla normativa del terzo settore. Dove necessario anche qui mettiamo in grado la sezione di predisporre la perizia necessaria per attestare il patrimonio minimo di 15.000 euro necessario per l'iscrizione al RUNS, e dove ci viene richiesto siamo anche in grado di predisporre la relativa perizia con i nostri tecnici. Dico questo e approfitto per introdurre un concetto di base dei nostri servizi. Tutti i nostri servizi in questo momento, quelli diretti alle sezioni, hanno un doppio livello. Un livello, come dicevo prima, assolutamente gratuito, che è quello del primo contatto, della risoluzione del problema di informazione o di immediata soluzione, che appunto dicevo è un livello gratuito, e questo non riguarda solo il discorso del terzo settore, ma tutta la consulenza amministrativa e contabile e anche quella in qualche caso organizzativa dove ci viene chiesta. Un secondo livello invece diventa a pagamento, sapendo prima ovviamente quali sono i costi a cui si va incontro, nel momento in cui ci sono attività che non possono essere svolte se non attraverso l'ausilio di professionisti abilitati, come nel caso della redazione della perizia per quanto riguarda il patrimonio minimo per l'adesione al terzo settore, oppure richiedono approfondimenti e impegno lavorativo importante, perché ci possono essere anche problematiche che insomma richiedono sicuramente un'attività diciamo sia in termini di tempo che di impegno professionale non ordinaria. Allora in quel caso diventano servizi a pagamento, per cui viene prima di tutto spiegato in che cosa consistono e fatto un preventivo del costo, e poi la sezione può decidere di andare avanti oppure rivolgersi diversamente, risolvere diversamente le problematiche che ha proposto. Questo vale insomma in generale un po' per tutti i servizi, il discorso del doppio livello. Devo dire che però noi oggi oltre il 90% degli interventi che ci sono stati richiesti, ma insomma direi quasi la totalità, sicuramente più del 90%, salvo che, ripeto, per il discorso delle perizie, dove insomma ne abbiamo fatte diverse, ma perché la normativa prevede quello, diciamo per tutti gli altri servizi li abbiamo resi gratuitamente, quindi diciamo che la casistica ci dice che la stragrande maggioranza delle richieste di supporto che riceviamo rientrano nella fattispecie delle consulenze gratuite.
Questo ci fa molto piacere perché ovviamente stiamo parlando di supporto alle sezioni e quindi conosciamo bene quali sono le problematiche anche di bilancio delle sezioni. E qui mi fermo rispetto al discorso di accesso al terzo settore. Sulle altre problematiche devo dire che ci è un po' capitato di tutto. Eh, Anche sul discorso del terzo settore, ovviamente, eh, ho dimenticato di dire che poi l'assistenza arriva fino al rapporto con RUNS, dove è necessario. Tantissime situazioni abbiamo interloquito direttamente con i, eh, gli uffici regionali perché spesso poi si creano necessità di chiarimenti o di specificazioni e quindi questo l'abbiamo fatto anche direttamente, risolvendo praticamente al momento il 100% delle situazioni che si erano rivelate critiche. Questo, diciamo, oggi ci dà un grande soddisfazione da un lato, dall'altro obiettivamente ha creato un patrimonio di informazioni e di esperienza che è un valore aggiunto sicuramente molto importante, nel senso che quando le sezioni ci pongono delle problematiche specifiche, per la maggior parte delle volte sono problematiche che già sono state affrontate, per cui le risposte possono essere più precise ed immediate e quindi insomma l'esperienza conta anche in questo settore. Per quanto poi riguarda quindi le altre attività che ci proponiamo di fare, in particolare l'allargamento alla diciamo, attività di consulenza legale, questo è legato ovviamente a delle richieste che abbiamo ricevuto e sono richieste anche queste di vario genere, però sono principalmente concentrate in due aree che sono uno, attività disciplinari del CAI, perché può sembrare strano, ma abbiamo ricevuto diverse richieste di consulenze da sezioni e anche da gruppi regionali in relazione a vicende che hanno aspetti disciplinari, che riguardano aspetti disciplinari. Quindi quando si instaura un procedimento disciplinare poi ci sono degli adempimenti da fare e ovviamente non tutte le sezioni e non tutti i gruppi regionali hanno conoscenze magari specifiche o hanno la possibilità di approfondire quello che è poi il funzionamento dei procedimenti disciplinari secondo il regolamento del CAI. E noi in questo caso cerchiamo di dare supporto, diamo indicazioni, dove serve facciamo anche assistenza se ci viene richiesta. L'altro settore, per quello che riguarda le attività di consulenza legale su cui abbiamo avuto più richieste, è quello che riguarda in generale i rapporti con le pubbliche amministrazioni di vario genere. Adesso non entro nei singoli casi, però normalmente sezioni o gruppi regionali mh, possono avere qualche problematica di tipo che può avere risvolti di tipo legale nei rapporti esistenti con enti pubblici, eh, enti territoriali di vario genere e quindi poi ovviamente questo comporta la necessità di sentire il parere di un legale e noi in questo caso siamo in grado di supportare anche questo tipo di richiesta. Per quanto riguarda invece il discorso dei ulteriori servizi che ci proponiamo di mettere a disposizione delle sezioni dei gruppi regionali relativamente ai partecipazione a bandi sia quelli interni CAI ma soprattutto quelli esterni di regioni o quelli nazionali o addirittura di quelli europei, abbiamo fatto anche qui alcune attività perché richiesti. Vorremmo andare a regime da gennaio 2024, dando possibilità però, impegnandoci non a fare quello che succede di solito, cioè la consulenza nel senso di mandare in giro gli elenchi dei bandi che escono per mettere poi, insomma, no, ognuno si guarda quello che gli interessa e poi dopo magari decide di partecipare. Cioè, intanto perché è piuttosto complicato poter per noi andare a monitorare tutti gli enti che emettono bandi
di gara e relativi finanziamenti, e ci sono società specializzate che fanno solo questo e sicuramente sono in grado di farlo meglio di noi. Noi quello che vogliamo fare è, diciamo, va su due direttrici. Uno, rispondere a eventuali richieste di assistenza, quindi chi magari ha già individuato un bando o è stato sollecitato a partecipare a un bando e ha problemi nella redazione del progetto o nella formulazione dell'offerta o insomma, diciamo, nella fase di gestione del progetto e di rendicontazione del progetto, si può rivolgere a Montagna Servizi e noi cerchiamo di dare una mano a portare avanti queste incombenze. L'altra linea è quella invece di individuare pochi bandi particolarmente tagliati per l'attività che svolge il CAI, che svolgono le sezioni del CAI, ma soprattutto i gruppi regionali, per proporre noi progetti in accordo con i gruppi regionali e poi attraverso questi che possano ricadere sulle sezioni. Quindi in quel caso essere noi a proporre progetti cercando l'adesione dei gruppi regionali a questi progetti. Vedremo adesso nel corso del 2024 cosa in effetti riusciamo a mettere in campo. Per quanto riguarda invece i servizi di cui vi ho detto, credo che insomma proseguiranno così come sono in corso oggi anche per il 2024, salvo diverse decisioni del CAI centrale, ma insomma al momento non credo che verranno interrotti. Questo è un po' il quadro delle nostre attività. Per quanto riguarda il discorso del costo, penso di essere stato chiaro relativamente ai servizi di consulenza, cioè i due livelli, il primo assolutamente gratuito e il secondo eventualmente a pagamento. Per quanto riguarda invece il discorso dei bandi, per quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ovviamente diciamo, la nostra tendenza è quello di remunerare l'attività che noi facciamo all'interno dei fondi previsti dal bando, perché la maggior parte dei bandi prevedono che possano essere rendicontati costi proprio per la consulenza e quindi cerchiamo di restare all'interno delle previsioni dei singoli bandi in maniera da non gravare neanche in questo caso né sui gruppi regionali né sulle sezioni. Quindi questo è un po' il quadro complessivo delle nostre attività e di come siamo organizzati. Io mi fermerei anche qui se ci sono domande, altrimenti provo a raccontarvi un po' meglio anche i servizi della sede centrale, ma credo che siano di minore interesse rispetto diciamo, allo scopo di questo incontro. Quindi non so se ci sono domande e ben volentieri rispondo. Bene, grazie. Adesso vediamo, nel senso che per alzata di mano ci sono 44 persone, 45 che partecipano su 91, quindi comunque è un buon numero perché non tutti erano interessati a questo argomento. Certo. Allora, c'è Paola Bertinazzi che desidera parlare. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Attivo tutto che almeno mi vedete. E niente, io vorrei capire se c'è comunque una tabellina, diciamo, per stabilire quando è consigliato il passaggio a ETS, nel senso per le piccole sezioni. C'è un minimo, insomma, di iscritti o qualche parametro che viene applicato per capirlo già così in maniera molto veloce? No, e spiego perché. Perché diciamo le cose di cui tener conto sono diverse, sono tante e possono essere diciamo anche non in relazione tra loro. Faccio un esempio per capirci, no? Per esempio può non essere rilevante il numero dei soci, anche se ovviamente la dimensione di per sé diciamo può avere importanza. Ma per esempio può essere importante sapere se la sezione ha, che ne so, un rifugio, un altro tipo di patrimonio, e quindi la stessa sezione magari di 200 soci per dire, una ha un patrimonio rilevante perché magari possiede un rifugio, un'altra no.
e così anche rispetto a quale attività fa rispetto, no, alle attività che ovviamente le sezioni normalmente fanno, che sono quella delle organizzazioni e delle escursioni, ma per esempio fa anche altre attività di tipo raccolta fondi, non le fa, oppure si è impegnata a organizzare, che ne so, 4 settimane all'anno di attività, che siano settimane verdi, settimane azzurre, così come le vogliamo chiamare, di tutti i tipi, oppure non lo fa. Allora, tutto questo può cambiare la valutazione. Quindi il consiglio è quello di accedere tranquillamente, con la massima tranquillità, alla nostra email per chiedere una consulenza personalizzata proprio finalizzata a capire se la singola sezione può avere un vantaggio o no dall'accesso al terzo settore. Ed è la parte più importante della nostra consulenza, quella iniziale, in cui cerchiamo di entrare nel merito della singola sezione, e questo ci consente anche di dare risposte mirate e personalizzate, perché, ripeto, i motivi possono essere diversi, quelli per accedere al terzo settore. Ovviamente il motivo principale che si cerca di portare avanti è quello dell'acquisizione della personalità giuridica, e però bisogna vedere se poi ci sono i requisiti per poterlo fare. Perfetto. Non so se ho risposto. Sì, chiarissimo. Grazie mille, grazie. Bene. Vedo Ecco. altre mani alzate. Sì, c'è Giorgio Fornasier. Avverto che automaticamente vi mettete in evidenza quando parlate, quindi è un discorso quasi meccanico, non serve fare nulla, perché è impostato in evidenza, quindi chi parla viene messo in evidenza. Prego, Fornasier. Sì, allora, l'ultima volta al congresso che abbiamo fatto in quel di Mestre, il nostro presidente Montani ha sollecitato un po' tutte le sezioni a fare il passo di passare al terzo settore. E effettivamente l'esperienza che abbiamo avuto noi è che la sezione di una certa dimensione ben sopporta il costo e il carico di questo passaggio. Le sezioni da 300 soci o giù di lì fanno ben fatica a supportare i costi e tutto il gravame che ne deriva. Mi sono chiesto se arriveremo, vedi Regione Friuli Venezia Giulia, a addirittura avere una situazione che ci obbligherà ad essere iscritti tutti al terzo settore, compreso il gruppo regionale. So che certi gruppi regionali hanno fatto il passo e altri sono restii. Però quando è nata questa storia del terzo settore ci è detto che se una sezione solamente ha in comodato d'uso una sede, già dovrebbe essere iscritta al terzo settore. Si è anche detto che sarebbe opportuno appunto valutare in un'ottica che un domani la regione, prendiamo il Friuli Venezia Giulia che ci finanzia qualcosa, potrebbero dire diamo solo le misure in cui almeno il 50+1 dei soci, legacy, sezioni, sono iscritti al terzo settore. Tu Paolo in merito a questo cosa mi dici? Perché io sono abbastanza in dubbio su questo futuro. Allora, diciamo che si è passati da una situazione di qualche anno fa, perché insomma di questo discorso ne parliamo da diversi anni, no? Ma fino a un anno e mezzo fa, la valutazione se aderire o no, diciamo che era così molto prudente da parte, io personalmente l'ho sempre stata prudentissima, ma in generale di chi si occupava di queste questioni. Però obiettivamente con diciamo il definirsi della normativa e del quadro attorno dei comportamenti degli enti pubblici, come dicevo prima, oggi le sezioni che non hanno vantaggi ad aderire al terzo settore penso che siano veramente pochissime, però va fatto, come dicevo, una valutazione ad hoc. Per quanto riguarda il discorso dei vantaggi e degli svantaggi, insomma, è chiaro che gli svantaggi che derivano da qualche adempimento amministrativo in più e che in alcuni casi comporta anche qualche costo, si sta lavorando in maniera importante per cercare di ridurre questo tipo di svantaggio. E faccio un esempio. Piattaforma di tesseramento CAI è stata adeguata, e la trovate adesso già disponibile,
la possibilità di fare la stampa del libro dei soci e del libro dei soci operativi, che sono due adempimenti che vanno fatti per diciamo, le sezioni del terzo settore e che obiettivamente potrebbero portare via del tempo e del lavoro che prima insomma, non era necessario fare. Però con l'implementazione che è stata fatta proprio diciamo qualche settimana fa sulla piattaforma di tesseramento, questi documenti vengono prodotti in maniera automatica, riducendo quindi anche questo tipo di adempimenti a diciamo, poca fatica e velocità di realizzazione. La stessa cosa si sta pensando di fare rispetto ad altri adempimenti, quindi cercare di automatizzarli sempre all'interno degli strumenti già disponibili per le sezioni. Penso che nel 2024 ci sarà anche qualche altra novità importante da questo punto di vista e quindi questo dovrebbe servire a ridurre gli aspetti diciamo di aggravio che questa scelta in qualche maniera può comportare. Ora, questo vale anche per i gruppi regionali a cui facevi riferimento. Diciamo che i gruppi regionali oggi sono anche loro diciamo, invitati, così come ha fatto il Presidente Generale alle sezioni, a prendere in seria considerazione in tempi non lunghi il passaggio al terzo settore. Tra l'altro proprio ieri diciamo, abbiamo licenziato come cooperativa una prima bozza di statuto tipo per i gruppi regionali che vogliono transitare al terzo settore, quindi c'è anche disponibile una bozza di statuto adattata. E il rapporto con gli enti pubblici a cui facevi riferimento rispetto a quello che diventa no, in qualche modo quasi un obbligo di essere enti del terzo settore, anche se normativamente non è così, perché non c'è un obbligo, però di fatto nei comportamenti degli enti pubblici, e vi dico di più, secondo quello che succederà tra gli enti pubblici che si dovranno adeguare, in qualche maniera c'è anche il CAI, sarà sempre più diciamo che soprattutto la partecipazione ai bandi o l'ottenimento in concessione di beni, faccio l'esempio dei rifugi, verrà privilegiato il soggetto che è ente del terzo settore e quindi questo significa che più andiamo avanti e più diventerà, se non obbligatorio, molto conveniente essere enti del terzo settore. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma ho cercato di dare un po' il panorama. C'è il microfono spento, forse? Per me è ok, sì, ho tante mani alzate, lascio spazio. Sì. Luigi Spadotto. Aprite il microfono, grazie. Io non lo sento, non so se lo sentite voi. No. No. Non funziona forse. Perché vedo che il microfono è attivato, però non lo sentiamo. Non lo sentiamo. Passiamo a Pierluciano Sandonà, casomai dopo riproviamo con Luigi Spadotto. Sì, scusi. Buonasera, no, volevo fare una domanda forse poco elegante e anche banale, ma una sezione, sto percorso di arrivare appunto al terzo settore tramite la vostra o la nostra, insomma, cooperativa, così più o meno a spanne, cosa può costare, cioè, anche per fare un po' sì, eventualmente di preventivo, banalmente, voglio dire. Allora, è presto fatto perché insomma, diciamo che abbiamo anche qui una notevole esperienza. Rispetto alla cooperativa non costa nulla, rispetto agli adempimenti, quindi si tratta molto probabilmente, perché poi non sempre è così, ma diciamo nella maggior parte dei casi, di fare una modifica statutaria con l'intervento del notaio. Quindi significa pagare l'onorario del notaio,
che se avete un notaio insomma con cui avete qualche rapporto siamo intorno ai 1.000 euro se non sotto. Poi se per far questo e per accedere anche all'ottenimento della personalità giuridica è necessario anche fare la perizia giurata del patrimonio della sezione, anche la perizia giurata ha un costo che noi abbiamo fatto, noi, insomma, diciamo, pensiamo di essere quelli più bassi, ma non sempre è necessario pagare, perché se all'interno della sezione c'è qualcuno che può fare una perizia giurata, quindi il revisore dei conti, ovviamente molte sezioni se lo sono fatte in casa senza spendere niente. Se poi invece deve essere asseverato da un professionista esterno, normalmente si spendono intorno alle 700 euro. Quindi questi sono i costi veri, vivi, massimi, diciamo, a cui si va incontro. Bene, passiamo. Spadotto vuole riprovare. Luigi Spadotto. Luciano Sandonà deve dare una risposta che non ho sentito. No, mi scuso della domanda così poco elegante, comunque sì, No, più o meno, grazie. Molto concreta, poi alla fine quella fa parte di una delle valutazioni principali, no? Esatto. No, ma infatti anche il problema comunque di imbastire l'assemblea straordinaria avendo 2000 iscritti diventa un po' complicata, comunque sì, ci sono le deleghe, insomma, più o meno, vabbè, comunque provvederemo prima o dopo. Grazie. Se posso Buon lavoro. fare... Allora, scusa, un secondo solo, perché per completezza a Pierluigi, credo, perché vedo in parte il nome, c'è da tenere presente che fino al 31 dicembre, e speriamo che lo proroghino ulteriormente, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria possono essere assunte con la maggioranza dell'Assemblea ordinaria. Quindi c'è una facilitazione in questo senso. Bene. Se mi permetti, posso un secondo? No, ma c'è prima di te c'è De Bona e Sì, grazie. In merito a quello che ha chiesto adesso Pierluciano, cioè Paolo, secondo me siccome sono tante gente che non ha alba di che cos'è questo discorso del terzo settore, va precisato che non è necessario che ci prenda subito la personalità giuridica. Pertanto potrebbe anche essere il costo limitato, perché la personalità giuridica comporta avere una perizia giurata che attesti il patrimonio, mentre invece se si fa solo l'entrata in terzo settore hai solo il costo del notaio e, come diceva qualcuno, hai una maggioranza che è diversa dalla maggioranza delle assemblee straordinarie, proprio dettata dalla norma di legge. Scusate se mi sono intromesso. No, la precisazione è opportuna, ma... Puoi dire il nome e cognome, scusa? Io sono Giorgio Fornasier. Ah, perfetto. Quello di prima. Sì, ok. La precisazione è opportuna, ma mi consente di fare una notazione che però mi sento di dover fare. È vero che non è certo obbligatorio acquisire la personalità giuridica, perché innanzitutto ci vogliono i requisiti, ma poi anche se ci fossero i requisiti non è un obbligo, no? Io divento ente del terzo settore ma non acquisisco la personalità giuridica. Personalmente, per rimanere sul discorso dei costi, sarei molto più contento di spendere i soldi per fare la perizia e acquisire la personalità giuridica che non quelli del notaio, per dire, se potessi scegliere. Voglio solo dire che l'acquisizione della personalità giuridica, dal mio punto di vista, è la utilità maggiore che si ottiene, dove è possibile, con l'adesione al terzo settore. Perché pensate quanto sia importante per il presidente e i consiglieri di una sezione sapere che nel caso succeda qualche problema, e purtroppo succede ogni tanto, non hanno responsabilità patrimoniali, ce le ha solo la sezione. Vi posso assicurare che spesso questa cosa fa dormire sonni tranquilli in situazioni che fino ad oggi non lo consentivano. Quindi io direi che dove c'è la possibilità
non bisogna farsi spaventare dai 700 euro in nessun caso, sono soldi spesi una volta tanto benissimo per avere un vantaggio molto importante che spesso si sottovaluta. Antonio De Bona. Buonasera. Buonasera. Io più che una domanda volevo dare una testimonianza. Noi abbiamo così aderito, sentito la cooperativa per appunto guidarci a effettuare tutte quelle che erano le procedure per entrare nel terzo settore, e a giorni andremo a fare l'assemblea e cercheremo di completare tutto l'iter. Devo solo dire che ho trovato grande disponibilità da parte di tutti gli interlocutori e una grande professionalità, soprattutto anche con gli esperti esterni alla cooperativa. E anche i costi confermo quelli che ci ha detto il dottor Grilli. E devo dire, provo veramente una grande assistenza. Una piccola domanda a quello che ci ha detto prima il dottore. Per quanto riguarda la stampa del libro Soci Operativi, potrà avvenire con il nuovo tesseramento inserendo, ci sarà una casella dove inserire questi soci al momento del tesseramento e poi estrapolare il dato? Grazie. Sì, allora, intanto grazie per la testimonianza che ovviamente mi fa piacere. Per quanto riguarda il discorso dei soci operativi, troverete nella sezione gestione della piattaforma, la nuova sezione che è stata introdotta, la possibilità sia di inserire una spunta su un quadratino dove si dice ente del terzo settore, e poi fa scegliere anche che tipo di ente del terzo settore, no? APS, ODV, eccetera. E poi invece nell'anagrafica dei soci ci sarà la spunta del socio operativo, che tra l'altro esisteva già, ma è stata ulteriormente perfezionata, perché prima serviva semplicemente per la copertura assicurativa, adesso consentirà anche la stampa del registro a una certa data. Bene, grazie. Bene, passiamo a Micaela Guiotto. Sì, ecco, buonasera. Io volevo ben capire il tipo invece di assistenza legale. Ha parlato di due tipi di assistenza legale, uno con gli enti pubblici e l'altro non ho ben capito che tipo di assistenza legale si può richiedere. Sì, allora, diciamo che quelli che ho detto sono quelli su cui abbiamo avuto maggiori richieste, però non escludiamo niente delle attività di assistenza legale che possono interessare le sezioni. Poi su alcune cose magari saremo più bravi a rispondere, su altre meno, ma insomma di qualsiasi cosa avete bisogno potete chiedere, se siamo in grado risponderemo. Per quanto riguarda le due cose di cui parlavo, quello con gli enti pubblici è più facile da capire, l'altro riguarda i procedimenti di tipo disciplinare nei rapporti tra socio e sezione, sezione e gruppo regionale, o socio e altri organismi del CAI. Come sapete, il CAI ha un suo codice disciplinare per cui in certe situazioni ci possono essere a carico dei soci dei procedimenti disciplinari o anche azioni dei soci nei confronti delle sezioni. Ovviamente la cooperativa non è che gestisce il procedimento disciplinare, lì quello lo fa il collegio dei probiviri, no? Ci sono il collegio dei probiviri che a seconda del livello sezionale, regionale o nazionale vengono chiamati in causa per decidere sulle controversie. Noi, dove è richiesto, facciamo assistenza a, per esempio, un consiglio direttivo di una sezione che si trova investito di un problema disciplinare e non sa come gestirlo, non sa che cosa deve fare, perché magari ovviamente non c'è mai capitato o non c'è nessuno che ha diciamo, la conoscenza necessaria del codice disciplinare per poter sapere come muoversi in tranquillità. Non so se mi sono spiegato. Sì, molto bene. E un'altra cosa, se ripete la mail Sì. per contattarvi. Info @ montagnaservizi tutto attaccato .com.
Montagna Servizi, senza Sì, Montagna Servizi, tutto attaccato. .com. Perfetto, la ringrazio. Niente. Mi sentite ora? Sì, Prodotto? Sì, ecco, sono collegato col telefono perché il PC qualcosa non andava. Ok, prego. La mia domanda era questa. Noi abbiamo lo statuto che avrebbe bisogno di una rivisitazione, di aggiornamento. Noi non siamo per il momento terzo settore, quindi la mia domanda era questa: a questo punto vale la pena già che si prende in mano per aggiornare lo statuto, prepararlo già che possa andare bene anche per l'eventuale salto, diciamo così, di categoria da sezione senza nessun problema alla sezione con iscritta al terzo settore? Grazie. allora, per me questo è un argomento su cui mi sono speso tanto negli anni passati, quindi le rispondo molto volentieri. Prima di tutto, l'indicazione che noi diamo sempre, ma non perché la diamo noi, è l'indicazione del CAI centrale e della Commissione Affari Assetti Istituzionali del CAI. Se andate a modificare lo statuto, cercate di prendere a base lo statuto standard del CAI. E questo risolve anche l'altro problema che poneva, perché lo statuto diciamo standard che viene proposto alle sezioni dal CAI centrale ha poi una serie di articoli che possono essere modificati o inseriti per farlo diventare idoneo all'accesso al terzo settore. Quindi facendo una scelta di modifica, anche se non volendo accedere al terzo settore, che però abbia a base dello statuto quello standard proposto dal CAI, automaticamente ci si trova anche già pronti con quello che serve poi da modificare per accedere al terzo settore. E quindi diciamo che è un lavoro fatto una volta sola. Ringrazio delle informazioni. Bene, io posso fare una domanda, così una curiosità. E ci mancherebbe. Come CAI Servizi, oltre a questi ruoli, diciamo... Però ti blocco subito perché mi chiami male, Montagna Servizi, Montagna perché se Servizi. no ci confondiamo, Sì, lo sì, dico, vabbè. non per polemica, perché su questa storia di CAI Servizi c'è stata all'inizio tutta una battaglia, no? Sì, Perché sì, no. era una serie di persone che volevano, all'interno del CAI, che volevano si chiamasse Infatti, CAI Servizi, ma poi non si voleva creare la confusione, quindi noi siamo Montagna Servizi. Montagna Servizi, ciò significa che argomenti che non riguardano l'aspetto montano non li trattate? Primo, intendo dire, per esempio, una sezione fa difficoltà, per esempio, ad avere un collegamento digitale adeguato, o non riesce a esprimersi o ad avere un'immagine che possa incrementare l'iscrizione di soci, eccetera. Questo tipo di collaborazione o di indicazione o di servizio, diciamo, integrato alla vita della sezione stessa. Voi lo date? In che misura? Come viene organizzato? C'è qualcosa del genere che va al di là di quello che sono gli aspetti burocratici e costituzionali della sezione stessa? Allora, questo discorso però quel che posso dire è che ci stiamo lavorando, nel senso che non tanto dalle sezioni, ma soprattutto dagli organi centrali del CAI abbiamo richieste importanti in questa diciamo materia, che è un po' quella dell'assistenza alla gestione dei cosiddetti social, a cominciare dal sito web per andare oltre, e anche alle attività di comunicazione in generale. Penso che tu ti riferissi a questo in particolare. Quindi ci stiamo organizzando. Quando sarà disponibile non sono in grado di dirlo adesso, spero prima della fine del 2024, ma come sapete, come dicevo prima, la carne al fuoco è tanta e quindi non so quali saranno i tempi, anche perché richiedono professionalità diverse da quelle che noi oggi abbiamo.
E quindi la cosa principale, come sempre in questo tipo di attività, è poi azzeccare, scusate il termine poco italiano, la persona giusta a fare la cosa che serve, perché quello è il vero valore aggiunto che noi possiamo dare. Quindi nell'immediato non siamo in grado di assistervi, speriamo di poterlo diventare nel corso del 2024. Grazie. Ti leggo adesso delle domande che hanno scritto sui messaggi qui. Sì, mi fai una cortesia perché io non riesco a leggerle sul cellulare. Allora, a parte Spadotto che ha già parlato, c'è Andrea Giaretta che dice: per una sezione con la qualifica di APS iscritta al RONZ e con rifugi in affitto di azienda, all'entrata in vigore della parte fiscale del codice del terzo settore, esiste il rischio di essere individuato come ETS commerciale? Formulata così la domanda presenta qualche problema di risposta. Allora, innanzitutto non sappiamo ancora come verrà recepita la normativa fiscale che è stata proposta per gli enti del terzo settore, ma che al momento non è in vigore. Poi, per poter rispondere a questa domanda, bisognerebbe vedere i contratti di locazione che ci sono di affitto d'azienda. E non è un discorso per eludere la risposta, ma perché si rischia di dare una risposta sbagliata senza vedere le carte. Quindi non posso rispondere, ma se ci manda i contratti gli diamo una risposta. Molto bene, allora passo alla domanda di Mariano Oliboni. Dice: se l'elenco dei soci operativi si può stampare direttamente dalla piattaforma, non serve acquistare il registro dei soci cartaceo e farlo vidimare? Allora, la procedura da seguire è il registro cartaceo nel senso tradizionale non serve, però serve un registro a fogli mobili, cioè fogli A4 per intenderci, in un raccoglitore ad anelli da far vidimare, su cui poi stampare quello che viene fuori dalla piattaforma. Quindi comunque ci vuole il registro vidimato, può essere però vidimato un registro a fogli mobili che poi mettiamo nella stampante o banalmente nella fotocopiatrice e otteniamo il risultato di avere il registro stampato. Dico Bene. anche, colgo l'occasione per dire che questa cosa si discute ancora su con che frequenza va fatta. Oggi noi l'indicazione che diamo è di farlo almeno una volta l'anno ed essere in condizioni di stamparlo a richiesta di eventuali controlli. Ok, passo all'ultima domanda che ho qui di Gianfranco Munari. Chiede anche lui, cioè la stampa dei soci operativi sostituisce il registro dei soci volontari? Serve farlo vidimare periodicamente? Ho già risposto era la domanda precedente, penso di aver già risposto, a meno che non ci sia qualcosa che mi sfugge, ma come dicevo, va predisposto un libro, possibilmente a fogli mobili vidimato, su cui poi vengono stampate quello che viene fuori dalla piattaforma. Quindi si può vidimare un libro a fogli mobili? Esatto, è quello che conviene fare per poter utilizzare i dati che vengono fuori dalla piattaforma, che vengono stampati o in un file PDF o su una stampante, no? Bene, poi c'è Guido Cariolato, che mi sembra si sia iscritto per una domanda. Sì, mi sono iscritto appena adesso. Ah, ecco. Boh. Ciao a tutti, Kai Valdagno. Volevo chiedere una cosa, la modalità per contattare che l'aveva detto prima, la mail. @montagnaservizi.com. Ok. E poi adesso parlando dicevi, posso darti il tuo visto che siamo tutti del Ma ci mancherebbe, assolutamente. Dicevi che la normativa del fiscale per il terzo settore deve essere ancora recepita. Sì, almeno diciamo che c'è stato un primo recepimento.
E che novità ci sono in ballo? Perché già abbiamo cambiato la modalità di fare il bilancio, di presentazione del bilancio, quindi con la riclassificazione completa del... Che Allora, novità ci sono? In 2 parole, se si possono dire. Grazie. allora, come dicevo prima, non lo sappiamo bene perché ancora succede, però insomma, quello che possiamo prevedere, intanto è stata recepita solo una piccolissima parte relativa all'IVA, ma che insomma le sezioni sono interessate diciamo zero, quindi non ha influenza su quello che è l'attività delle sezioni. Quella che sarà a regime, la cosa che possiamo dire che è un po' consolatoria, è che per come è stata pensata e prevista dovrebbe essere più favorevole da un punto di vista di imposte e anche più semplice da un punto di vista di gestione contabile. Quindi se rimane così come l'hanno proposto all'inizio avremo un vantaggio e non uno svantaggio. Con una migliore definizione dei casi in cui l'attività che facciamo è attività commerciale, una riduzione dei casi e una migliore definizione, quindi con meno incertezze e con minori adempimenti. Ok, grazie. Passo alla domanda di Mariano Oliboni. Bene, mi sentite? Sì. Allora, torno sul discorso dei fogli mobili. Come può essere registrato un registro con i fogli mobili che io posso andare a sostituire quando voglio? La vidimazione serve proprio per mantenere il numero fisso di pagine una volta vidimate. Invece con un registro fogli mobili cessa la necessità di farlo vidimare, a mio avviso. Allora, obiettivamente ho dato per scontato una cosa, ma l'ho dato per scontato perché si fa ormai da decenni negli altri, diciamo per gli altri registri. Il registro a fogli mobili significa che prima che tu lo vai a far vidimare, ogni pagina va intestata col nome della sezione e numerata. Poi lo fai vidimare e al fondo, come succede con tutti i registri, ci sarà scritto quanti sono le pagine e chi le ha vidimate, e a quel punto quello è un registro a tutti gli effetti. Quindi l'unica accortezza è che prima della vidimazione, io ripeto, l'ho dato per scontato, mi scuso se non sono stato preciso, ma perché, ripeto, è una pratica abituale, va intestato il singolo foglio, quindi si mette nella stampante, si stampa il registro con l'intestazione della sezione su ogni singolo foglio e la numerazione delle pagine, ovviamente. Dopodiché si va a far vidimare. Allora, sì, adesso ho capito, praticamente devo vidimare, numerare i fogli, metterli in intestazione foglio per foglio e sono quelli che poi vengono inseriti di volta in volta nel registro. Grazie mille. Perfetto. Perfetto. Mi sembra che non ci siano altre domande, almeno. Volevo chiederti, Paolo, se per caso avevi preparato una presentazione da poter condividere sul sito, visto che hai avuto questi problemi, magari me la giri me la mandi che io la metto sul sito del CAI Veneto assieme alla registrazione della serata. Ci sono altri interventi? Se posso una domanda. Prego. La vidimazione in passato si poteva fare anche presso gli uffici comunali, poi c'è stata un po' di discussione perché qualcuno diceva ma deve andare nel comune dove è la sede dell'associazione. Si è un po' chiarita quella cosa lì, Paolo? Allora, si può fare presso gli uffici comunali, si può fare presso il notaio. Stiamo cercando, dico, cioè, noi, no, non noi Montagna Servizi, ma tutto il mondo che si occupa del terzo settore, di ottenere da questo punto di vista ulteriori semplificazioni. Spero che arrivino, perché insomma, francamente, è una pratica anacronistica questa della vidimazione. Non ha molto senso, insomma. Nell'era dei registri digitali la vidimazione non ha molto senso, però speriamo che riusciamo ad eliminarla, ecco. Perfetto.
Bene, penso che possiamo ringraziarti per l'intervento e per Fai fare uno spot, scusami, fai fare uno spot pubblicitario, no, aspetta che mi sono dimenticato. Noi, come sapete, tra le tante attività che facciamo a supporto delle sezioni, facciamo 4 volte l'anno almeno dei webinar di aggiornamento sia sul terzo settore ma anche di altre problematiche. Il prossimo c'è il 13 dicembre, la sera alle 21, e quindi poi vi arriveranno ovviamente le mail con le indicazioni per collegarsi, ma intanto ve lo dico. Magari io ti giro gli indirizzi di quelli che hanno partecipato a questo incontro, potrebbero essere... Grazie, noi così lo mandiamo personalmente alle sezioni, lo mandiamo a tutti, ma se lo possiamo mandare alle persone ci fa piacere perché magari sono più interessati. Esatto. Bene, signori, alla prossima venerdì, sempre stesso orario. C'è una lezione interessante sulla, se non sbaglio, adesso non mi ricordo, permettete che guardo. Ok, qua. Dirigenti. Allora. Io approfitto per salutarvi e ringraziarvi e mi scuso ancora per il ritardo. Alla prossima. Grazie Paolo, ci sentiamo sicuramente. Buona serata a tutti. Ti mando questi dati, eccetera. Buona serata a tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie, buona serata. Venerdì alla solita ora. Buona serata a tutti. Prossima lezione. Scusate, volevo chiedere una cosa. Mi sentite? Sì. Sono Giorgio Cai Pordenone. La prima lezione io non ero presente, ho perso la lezione. E mi dicevi che l'avete registrata, immagino come quella di oggi. Dove posso trovarla? La mettiamo, allora, la scorsa lezione non l'abbiamo registrata, abbiamo registrato una parte solo alla fine, però abbiamo la presentazione in PowerPoint che metteremo sul sito del CAI Veneto, nelle pagine della formazione dirigenti, dove ci sono tutte le altre attività fatte negli scorsi anni. Ah, perfetto, quindi basta andare nella sezione CAI Veneto e trovo. Esatto. Perfetto. Esattamente. Grazie mille. Dateci il tempo però di mettere dentro le cose perché attualmente dobbiamo ancora farlo. Venerdì prossimo c'è la lezione sulla piattaforma CAI e sulle modalità di compilazione del nulla osta per le scuole, ed è Tiziana Martino della sede centrale che ci farà una presentazione e una spiegazione di come bisogna fare e che tipo di problemi può creare la nuova piattaforma. Ok? A venerdì ore 17:50. Grazie. Buona serata. Ciao. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Ciao, grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera. Ciao. Grazie, buonasera a tutti.